Amici bellini, vi guardo dritto negli occhi, ma non perché ho aggiustato niente, assolutamente, anzi, ancora è sempre peggio. Ho preso un mostriciattolo per quel famoso non funziona, mi servono altre cose, è difettoso, tutto con me. La tecnologia non mi ama in questo periodo, ma non importa. Antonio Leopardi, benvenuto. Benvenuti tutti gli iscritti, a tutti i vecchi iscritti dico perdonate il giorno di riposo che mi sono preso ieri, volevo riorganizzare le idee e nel frattempo l'amico Alberto, ex arbitro che ci ha valutato tutte le situazioni anche in passato, per la rivista va rivista, insomma ci fa un pochino di analisi oggettiva di quello che è, quindi voi godetevelo, dopodiché ci vediamo a fine video per le mie considerazioni finali, perché non lo interrompo nemmeno, lo lascio parlare un secondo e poi ci vediamo per le considerazioni finali perché ci sono dei rientri importanti. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Buonasera Valerio, buonasera amiche e amici bellini, sono felice di poter essere di nuovo sul canale per dare una mano a Valerio nella valutazione della prestazione dell'arbitro per la partita Napoli-Atalanta. Una prestazione dell'arbitro che poi in effetti dopo aver visto la partita a freddo oserei definire non proprio cattiva, anzi sufficiente, se non fosse stato per quegli episodi che comunque le hanno fatto calare la valutazione. Episodi che andremo adesso a rivedere uno per uno. Dunque andiamo a valutare il primo episodio di questa partita, che è il gol dell'Atalanta. Ci facciamo aiutare dagli screenshot e vediamo questo screenshot con una visuale molto ampia dove si vede l'area di rigore, Ospina, Rachmani che lotta per la conquista del pallone con Zapata, Di Lorenzo e Juan Jesus. Non si vedono né l'arbitro e né il guardalinea, il che significa che l'arbitro la valutazione di questa azione non la poteva fare in maniera corretta, diciamo così. Non ha riscontri, a parte il VAR. Se andiamo a vedere l'azione come continua, dopo il gol Ospina fa il gesto così, a dire Zapata l'ha toccata con la mano. Ed in effetti, se andiamo a vedere le immagini davanti dalla colazione di Ospina, si vede questa cosa. Vediamo il secondo screenshot, dove Zapata tocca il pallone con la mano. Dallo screenshot si può vedere non tantissimo. Io ho il video, quindi non ho paura di dire Zapata la tocca con la mano. Non mi creo nessun problema, lo posso dimostrare. Adesso che cosa succede? L'azione va avanti, c'è il gol, il VAR interviene, fa il suo check, gol valido, non si perde tempo. A questo punto mi collego con un'azione del secondo tempo che sarebbe il presunto tocco di mano di Mario Rui su un tiro da fuori area dell'Atalanta. Là l'arbitro, se vi andate a guardare le immagini, fischia in un primo momento il rigore, viene richiamato dal VAR che probabilmente si era accorto che il tocco di mano di Mario Rui non c'era. Però il VAR si crea il problema di mandare l'arbitro a guardarsi l'azione come si deve dallo schermetto che c'hanno a bordo campo. E quello che mi domando io, perché quell'azione che la poteva valutare tranquillamente il VAR, perché si vede chiaramente che Mario Rui non prende il pallone con la mano, quindi avrebbe potuto dire il VAR direttamente caro mio, stai sbagliando, quello non la tocca, quindi non perdere tempo, il rigore non c'è, perché si vede in un'immagine che l'arbitro proprio dalle spalle, si vede da spalle quando dal tiro, che l'arbitro col dito indica il dischetto del rigore, quindi probabilmente aveva fischiato il rigore e il VAR lo ha corretto. Benissimo, ma perché mi mandi l'arbitro a vedere quell'azione che potevi decidere da solo, VAR, e non mi mandi l'arbitro a vedere questa azione e a dire guarda, là c'è un tocco di mano, la devi valutare tu sei l'arbitro. Perché? Perché è un tocco di mano in movimento, volontarietà, non volontarietà, si è avvantaggiato, non si è avvantaggiato, il tocco di mano ci sta. Dopo c'è un gol, ma devi decidere tu se per te l'azione è valida o non è valida. Primo episodio. Il secondo episodio è al 44esimo la spinta su Elmas da parte di Zappacosta, dove non è stato valutato come fallo. Andiamo a vedere il primo screenshot e qua si vedono alcuni giocatori dell'Atalanta. Qui al centro c'è Elmas e Zappacosta dietro di lui
Qui sul lato sinistro, a bordo dello schermo, c'è l'arbitro. L'arbitro non è che è tanto distante dall'azione, avrebbe potuto valutarla bene, ma magari la visuale è coperta o comunque lo vede di lato, non lo vede bene. L'arbitro non fischia fallo. Se andiamo a vedere le immagini ingrandite, si vede chiaramente che Zappacosta appoggia entrambe le mani sulla schiena di Elmas. Il pallone è a distanza di gioco e di spinte anche più veniali. L'arbitro ne ha fischiate tante durante la partita e ne potete andare a vedere tutte. Addirittura la prima di Malquit al secondo minuto, che è anche più veniale di questa. Non capisco perché questa non la valuta come fallo, ma questo è fallo. Mi sento di andare un attimino anche a parlare del fallo di Malquit, dove lui prende la munizione. Non ho le immagini, ma ne parlerò velocemente. Lì si vede che ve la potete andare a rivedere. Si vede che Malquit prende il pallone, entra regolarmente, prende il pallone, poi si prende la munizione. Fallo che non c'è, però bisogna capire anche un attimo una cosa, e qua prendo le difese dell'arbitro. A velocità di gioco non è così semplice valutare quell'azione, e quindi si può valutare con un fallo e si può valutare con un giallo. Là non deve intervenire il VAR, quindi un errore, ma bisogna capire che gli arbitri non sono infallibili. 86esimo minuto, ci facciamo aiutare dal primo screenshot. Qui in questo momento viene fischiato un fallo in attacco da parte di Elmas, un fallo in attacco che non vedo assolutamente. Elmas sta al centro dell'area, dritto. Il numero 19, che non so chi sia e non mi interessa, lo chiameremo numero 19, salta per prendere il pallone. Discorso: c'è rigore, non c'è rigore, c'è fallo di Elmas, non c'è fallo di Elmas. A mio avviso qui non c'è né rigore né fallo di Elmas. Il giocatore salta, dritto, non si appoggia, o comunque si appoggia leggermente, ma non puoi fischiare il rigore. A mio avviso non si fischia un rigore per questo, altrimenti dovresti fischiare 20.000 rigori a partita. Tuttavia non c'è nessun fallo in attacco di Elmas. Elmas è dritto, non si piega nemmeno in avanti per far ponte e far cadere l'avversario. Anzi, quando è dopo, vediamo la prossima immagine, si prende pure una bella botta in testa. Vabbè, qua non ci puoi fischiare il rigore perché comunque non c'è volontarietà nel fallo, si urta, si corre, quindi non c'è rigore, ma non c'è nemmeno il fallo in attacco di Elmas. Quindi qua è proprio, sono due errori, cioè fischi il fallo, se vuoi fischiare proprio un fallo gli fischi il rigore, ma non c'è nemmeno il fallo d'attacco. Questa è un'azione che poteva continuare tranquillamente da sola. Altre azioni particolari non ne ho trovate, errori di qua, di là, da tutte e due le parti. Mariani, come ho detto, avrebbe anche fatto una prestazione sufficiente, ma niente di che. Quindi va bene, quindi vi saluto te Valerio, saluto voi amici bellini e alla prossima. Speriamo che il Napoli la possa vincere, e forza Napoli sempre. E insomma, amici bellini, io ringrazio tantissimo Alberto per spiegarvi quanto poi il canale vuole essere onesto e vuole essere oggettivo il più possibile. Alberto non aveva manco visto il mio video di 2 giorni fa e quindi non è assolutamente stato influenzato, non era influenzato dal mio giudizio, dal fatto che io stavo come un pazzo, che ho visto delle cose inaccettabili, eccetera eccetera, e lui vi ha fatto l'analisi da arbitro, vi dice questo non è fallo, qua avrebbe potuto chiamare così, quello di Elmas non è né fallo di Elmas né rigore, quindi probabilmente noi da tifosi probabilmente chiediamo anche più del dovuto rispetto a uno che ha fatto l'arbitro e quindi sa la sensazione così. Poi le altre cose le ha spiegate bene, la spinta a 2 mani, il fatto del VAR, lui aveva chiamato il rigore, quindi abbiamo risolto anche un'altra cosa, il fatto di Mario Rui. Insomma, questo è proprio per stabilire, no? Per stabilire, e anche perché poi Spalletti non ne fa nemmeno menzione. Allora probabilmente noi da tifosi l'abbiamo vissuta in maniera più così, perché
perché con l'Atalanta sarebbe stato proprio importante fare punti. Purtroppo non c'è stato niente da fare. Andiamo avanti significa andare avanti in Europa, perché dobbiamo andare avanti in Europa, non esiste proprio, e dobbiamo giocarcela al massimo delle nostre possibilità, che sono poche le nostre possibilità in questo momento, perché abbiamo perso anche Bobotto, quindi siamo sempre come si dice, cortissimi a centrocampo. Dovrebbe rientrare Demme, che comunque non è in grandissima forma, ma probabilmente ce lo ritroveremo titolare, magari con Zielinski a centrocampo. Ci sono ipotesi. Salvatore Pengue, il mio collaboratore anche di Facebook, mi diceva probabilmente potrebbe andare così, magari bissando di nuovo un 3-4-3. Vediamo se avrà una chance magari anche un ass, se Politano, che l'abbiamo visto abbastanza fresco quando è entrato con l'Atalanta, potrebbe avere una chance dall'inizio spostando Lozano a sinistra. La cosa che sappiamo è che è rientrato Manolas in gruppo, questo potrebbe darci una mano in difesa, quindi possiamo anche ipotizzare che Juan Jesus potrebbe andare magari ma non lo so. L'importante è che io oggi, tra poco, farò una chiacchierata con Guido, parleremo di una serie di cose, ma voglio finalmente fare l'analisi della serie su Maradona, che insomma ha lasciato un po' perplessi un pochino tutti, quindi domani probabilmente arriverà questo, saremo in prepartita, vediamo se facciamo uscire il doppio video, dipende dalle conferenze, dalle cose, lo sapete, sono troppo importanti le conferenze di Spalletti, quindi voi lasciate un like su questo video, che è il video proprio dell'analisi del VAR rivisto, dell'analisi di un tecnico, di uno che l'ha fatto, e quindi lasciate il like per Alberto, onestissimo, tifoso del Napoli, ma onestissimo, non ha gridato allo scandalo lui, ho gridato io allo scandalo, e mi prendo tutte le mie responsabilità da analista che sta male, eccetera eccetera, quindi non c'è problema. Dopo i vostri like domani arriveranno altri contenuti e speriamo che siano magari con un po' più di qualità. Questo non lo so ancora, devo lavorarci, devo vedere un pochino. Sarà una settimana clamorosissima anche per me a livello personale. Noi ci diciamo le cose, cioè, sì, le prove stasera, poi c'è una rimane, poi c'è una giovedì sera, poi c'è una venerdì, giustamente anche sabato, c'è una pure domenica. Quindi non lo so con le live come ci organizzeremo, voi state tuned e quindi lo sapete. Il canale Telegram, per esempio, è una soluzione per sapere sempre quando si va live. Io poi posto cose esclusive, anche i video di Gerardo Marini che non posso postare qua, ci linkiamo tutti su Telegram, perché è la cosa migliore. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Se ci sono nuove notizie, perché si parla di Insigne alla Juventus, ma io stendo il velo pietoso, quel tappetino dello yoga pietoso addosso, e non ne parlo proprio perché non mi sembra proprio il caso. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.